Resta in silenzio davanti al giudice il 46enne insospettabile artigiano arrestato con la terribile accusa di aver abusato della figlia di 2 anni e mezzo e di aver venduto i video delle violenze ad alcuni pedofili. Sono 500 nei primi 6 mesi di quest'anno i casi di minori maltrattati o abusati trattati dalle equip delle ULSS venete specializzate. Il neuropsicologo infantile dice: cicatrice indelebile, fondamentale il percorso di recupero. Stamane a Casieri, funerale di Glory, la giovane mamma nigeriana che ha deciso di non curarsi per mettere al mondo la sua bambina. Commovente la lettera che il marito le ha dedicato. Incidente stradale nel Ravennate, il sindaco di Meduna di Livenza e la famiglia finiscono in ospedale. È stato lo stesso primo cittadino, Arnaldo Pittona, a informare i concittadini di quanto accaduto, rassicurandoli su Facebook. Un insetto entra nell'abitacolo, l'automobilista perde il controllo del mezzo e finisce contro un'altra auto a Roncade, la vettura si ribalta, ferita una 51enne. Crisi di governo, a Roma il primo incontro tra PD e 5 Stelle, il clima positivo secondo le due parti, ma le liti tra i Dem alzano la tensione, tra i parlamentari veneti cresce l'insoddisfazione. La segnalazione di un nostro telespettatore a Treviso, una strada vietata ai camion ma costantemente percorsa dai bisonti della strada. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la pagina della cronaca in primo piano a partire dalla terribile vicenda del padre accusato di aver violentato per alcuni anni la figlioletta e di aver ripreso le violenze per poi vendere filmati a pedofili in un circuito internazionale. Oggi l'interrogatorio in carcere dell'uomo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 46enne trevigiano arrestato con l'accusa di aver abusato della figlia fin da quando la piccola aveva 2 anni e mezzo, riprendendo poi gli atti della violenza e vendendo i video sui canali della pedopornografia internazionale. L'uomo, assistito dal suo legale, l'avvocato Sara Merlo, questa mattina in carcere si è presentato di fronte al GIP per l'interrogatorio di garanzia. La vicenda inizia ben lontano dal comune della Castellana, dove il 46enne vive, per esattezza in Australia, durante le indagini della polizia su una rete di pedofili. Tra i video passati al setaccio, quello nel quale sarebbe comparso il volto di un uomo che parlava in italiano, in altre immagini la targa, anche questa italiana, di un'automobile. A quel punto sono state interpellate la polizia postale e la squadra mobile di Venezia, che sono risalite al 46enne insospettabile artigiano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero andati avanti tra le mura domestiche da quando la figlia aveva 2 anni e mezzo fino ai 4. La piccola si trova ora in una struttura protetta ed è su di lei che adesso ci si concentra per curare le ferite lasciate dall'incubo vissuto. Sono degli eventi di vita che segnano profondamente le persone, soprattutto entro i primi 3 anni, che noi sappiamo ormai da numerosissime ricerche essere gli anni fondamentali, in cui si struttura proprio alla base la nostra personalità, gli aspetti relazionali e non di meno di fiducia nei confronti del mondo. Una cicatrice che rimane, impossibile da cancellare, spiega il neuropsicologo, che aggiunge come sia fondamentale iniziare al più presto per la piccola un percorso di recupero. Per far sì che clinicamente migliorino tutti i sintomi che si verranno a creare nel corso della vita, e sono molteplici su molte aree, ma anche dal punto di vista proprio di evitare quell'effetto che a noi clinici è noto, per cui da vittima potenzialmente quasi una metà diventano artefici poi. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Seguiremo questa notizia, scrive su Facebook, e aggiunge: le pene vanno aumentate. E sono 500 nei primi 6 mesi di quest'anno i casi di minori maltrattati o abusati in modo grave, trattati dalle equip delle ULSS venete specializzate nella protezione di bambini e ragazzi. Abusi e maltrattamenti gravi, fisici e psicologici sui minori. Da 17 anni in Veneto operano nelle ULSS equip specializzate per intercettare e trattare situazioni di questo genere, e i numeri impressionano. Sono oltre 500 i casi in trattamento nei primi 6 mesi del 2019 in tutto il territorio regionale. A coordinare il lavoro di questi gruppi è l'azienda sanitaria di Treviso. Esistono 5 equip interprovinciali in tutta la regione Veneto che lavorano già dal 2002 su queste situazioni, che sono peraltro situazioni molto gravi sulle quali bisogna intervenire tempestivamente. Violenze segnalate da un familiare o dagli operatori scolastici. I numeri non sono in aumento rispetto al passato, dice la specialista, semmai sta crescendo l'attenzione verso questi fenomeni.
Forse è aumentata la sensibilizzazione sul territorio, per cui gli operatori sanitari, sociosanitari e anche scolastici, e non ultimo anche il mondo delle associazioni, è in grado di rispondere e di dare visibilità di queste situazioni. Affidare a degli specialisti il recupero di bambini abusati o maltrattati può voler dire permettere loro di condurre da grandi una vita senza disagi o squilibri, e a monte c'è un lavoro non facile da fare con il mondo degli adulti. Dal punto di vista clinico, una delle questioni su cui lavorare proprio in questi casi è proprio la negazione, il contrasto alla negazione, e quindi il nostro lavoro è proprio incentrato su abbattere le resistenze lì dove c'è una tendenza a negare ciò che è accaduto oppure ciò che può essere emerso. Voltiamo pagina, il dramma, la storia straziante di Glory, la giovane mamma nigeriana. Abbiamo raccontato in questi giorni che ha deciso di non curarsi dal tumore per mettere al mondo la sua bambina. Stamane l'addio a Casier, commozione e lacrime, e particolarmente commovente la lettera che il marito ha dedicato a Glory. È il giorno del dolore, delle lacrime, ma anche quello in cui l'amore entra nella chiesa di Dawson, quell'amore che Gloria ha saputo trasmettere a chi le è stato accanto. È il giorno dei grazie rivolti a questa giovane mamma per il coraggio dimostrato. Dawson si stringe intorno al marito di Gloria, ai fratelli e ai familiari. C'è anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, che fuori dalla chiesa abbraccia Samuele. La commozione è forte, traspare anche dalle parole di Don Adriano Fardin, che ha celebrato le esequie insieme a Don Bruno Baratto, direttore diocesano Migrantes. Durante l'omelia Don Adriano è costretto a fermarsi, la voce incrinata ricorda Glory, positiva, forte, ricca di affetto e di attenzioni. Di una bellezza che ha una radice interiore e profonda. Questa sua ricchezza umana e spirituale ha dato il frutto della testimonianza più alta. Il suo desiderio di vita e di amore si è compiuto nel dare la vita per Gesù, di dare la vita per Greta. Tutta si è data per questa bambina, e anche nei suoi sentimenti più profondi ha testimoniato la bellezza di essere una mamma felice, di aver avuto una figlia. Durante questo tempo doloroso, continua Don Fardin, non ha mai diminuito l'attenzione verso gli altri. La malattia non l'ha portata a chiudersi, ma ad aprirsi. Per questo ti diciamo grazie, Glory. Il tuo passaggio tra di noi ha lasciato una profonda traccia di bene, di amore e di fede. Samuele durante la messa più volte rivolge lo sguardo verso il feretro, dove poggiato sopra c'è un cuscino di rose bianche. Impossibile trattenere le lacrime quando sull'altare sale un'amica. Tocca a lei leggere la lettera che Samuele ha deciso di scrivere a Glory ieri sera, mentre accanto aveva la loro Greta. Vicino a me c'era il tuo diamante, la tua luce, la tua forza, il frutto del nostro grande amore, il nostro sogno di diventare famiglia e il tuo di essere mamma. Ci siamo riusciti grazie a te, al tuo coraggio. Ora mi lasci il bene, tuo più grande, lo saprò custodire. Con amore parlerò a lei sempre di te. Grazie di cuore, amore mio, per avermi insegnato i valori della vita. Sei una grande mamma. Ci lasci così, col tuo nome, Glory, un nome carico di forza, di coraggio. Grazie, amore mio. E mentre un applauso saluta per l'ultima volta questa coraggiosa mamma, Samuele sfiora la bara con una carezza che racchiude un amore infinito. Adesso parliamo di incidenti stradali, vi raccontiamo di 3 incidenti stradali. Il primo è uno schianto avvenuto nel Ravennate che ha visto protagonista il sindaco di Meduna di Livenza e la famiglia, finiti in ospedale. È successo appunto nel Ravennate, l'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Ravenna, è stato lo stesso
primo cittadino Arnaldo Pittone a informare i concittadini di quanto accaduto con un post su Facebook, l'avete visto all'inizio delle immagini, nel quale ha scritto: purtroppo l'incidente di cui avete sentito parlare ha coinvolto noi, volevo rassicurarvi che stiamo bene, io ho solo qualche botta, mia figlia Marta il collare, 10 punti in testa e mia moglie Marcella qualche costola rotta. Grazie a tutti per i messaggi di affetto che ci avete mandato in queste ore. Dicevamo, l'incidente al vaglio dei Carabinieri di Ravenna, che stavo cercando di capire come mai l'auto di Pitton sia uscita di strada mentre percorreva la strada statale Romea tra il Reno e il ponte Bellocchio, appunto nel Ravennate. Poi un altro incidente grave questa mattina intorno alle 13 in via Capesaro a Roncade. Da una prima ricostruzione sembra che la donna al volante della sua auto sia stata distratta da un insetto entrato nell'abitacolo improvvisamente e non accorgendosi quindi di un altro mezzo che in quel momento sopraggiungeva dalla corsia opposta. Violento l'impatto frontale con una delle auto che si è ribaltata, lo vedete nelle immagini, sul fianco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato l'automobilista, una 51enne rimasta lievemente ferita, trasportata dal SUEM in ospedale. Infine alle 14:10 a Cordignano, in via Valbona, l'uscita autonoma di un'auto che è finita ribaltata in una scarpata. Il 71enne che era alla guida è stato trasportato con il soccorso all'ospedale di Vittorio Veneto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Adesso invece la politica con ovviamente il primo contatto della trattativa PD 5 Stelle a Roma per formare un eventuale nuovo governo. Si parla di un clima positivo, hanno detto le due parti, ostacoli non insormontabili, ma ci sono lotte interne ai Dem e intanto dal Veneto lo stesso Partito Democratico guarda un po' con attenzione a quello che accade, ma anche un altro partito, Forza Italia. Confusione e rabbia, queste le parole maggiormente usate tra Montecitorio e Palazzo Madama. Ad esprimerle deputati e senatori protagonisti e spettatori loro malgrado di un'estate che sarà consegnata alla storia come tra le più pazze della politica italiana. Un paese non ha bisogno di continuare a vedere dei rappresentanti dei propri cittadini andare a fare spot continui per le spiagge di qua e di là. Io credo che abbiamo bisogno di essere governati in maniera seria, corretta e soprattutto coerente. Che sembra mancare almeno alla Lega, che dopo aver portato alla crisi un governo dove aveva forza e credito, ora pare stia facendo di tutto per riallacciare con il Movimento 5 Stelle, che dal canto suo sta tentando di dialogare con un partito democratico spaccato in due e per questo litigioso al suo interno. E già oggi, dopo il primo contatto dei Dem, la conferma di una strada tutta in salita. Se è un vero governo di svolta, io penso che dobbiamo investirci e che dobbiamo giocarci questa partita. Altrimenti prontissimi ad andare al voto. Scelte romane che interessano in non poco Veneto e Veneti, come ricorda l'onorevole Barato dal suo osservatorio della Commissione Finanze alla Camera. Rischiamo la salvaguardia dell'IVA, che rischiamo un 3% dell'aumento dell'IVA, vuol dire in media da 600 a 1200 euro in un anno per famiglia. E poi c'è la questione autonomia che vede i parlamentari veneti particolarmente arrabbiati col governo uscente e poco speranzosi per il futuro. Chi ha governato finora l'autonomia doveva portarla a casa, perché avevamo un ministro, avevamo tutto. Credo non sia stato fatto quello che bisognava, che doveva essere fatto. Il tema dell'autonomia non deve essere un tema che non entra nella prima pagina delle priorità. Ridimensionare le pretese, ma di fare un passo in ragione della gamba. E in questo presente politico la confusione passa anche per i partiti, ad iniziare da Forza Italia. Anche noi all'interno nostro dovremmo rivedersi, perché credo che un centrodestra deve nascere forte per l'Italia, altrimenti questo paese fallirà, come sicuramente è nell'orizzonte. Torniamo alla cronaca adesso. Si dovrebbe svolgere il prossimo 6 settembre l'autopsia sul corpo del 30enne trevigiano morto per una presunta overdose qualche giorno fa. Dopo 2 settimane di ricovero in ospedale, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato, il giovane si era sentito male nella sua abitazione in via Pinelli, era stata la sua compagna a lanciare l'allarme al 118. Intanto continuano le indagini delle forze dell'ordine per identificare il possibile pusher che potrebbe aver ceduto al 30enne la dose di droga, risultata poi fatale. Carabinieri poi in azione invece a Mogliano, dove un 26enne albanese che era stato espulso dall'Italia e viveva a Mogliano
illegalmente è stato riconosciuto proprio da un carabiniere che lo ha arrestato. È successo stamane in centro. Il giovane, un pregiudicato in Italia senza fissa dimora, era rientrato nel nostro paese dopo essere stato espulso nel 2018 per ordine del questore di Torino. Sfruttando l'alias consentitogli dall'aver assunto il cognome della moglie di origini romene, era appunto rientrato in Italia e si trovava a Mogliano, dove stava tranquillamente passeggiando. La sua presenza non è però passata inosservata a uno dei militari dell'Arma, che lo ha riconosciuto, e poi l'identificazione ha permesso di bloccarlo. Adesso è stato collocato in un centro di espulsione per il nuovo provvedimento di allontanamento. A Treviso adesso, per parlare di una segnalazione di Lodico ad Antenna, il servizio per poter segnalare appunto i problemi delle vostre zone. In questo caso la segnalazione del signor Stefano Mion. Siamo in via Pasteur ed è una via che a tutti gli effetti, in teoria, dovrebbe essere interdetta ai mezzi pesanti, e invece guardate cosa accade. Questi sono i camion che ogni giorno entrano su questa strada? Sì, ogni giorno passano di qua, nonostante il divieto, diciamo dalle 6 di mattina alle 8 di sera. Ho fatto le segnalazioni, però fino adesso nessuno mi ha dato delle risposte certe, diciamo. La strada in questione è via Pasteur, che a Treviso collega la vecchia Iesolana con la rotatoria dell'ospedale. E proprio per questo è una scorciatoia allettante per i camion, che altrimenti sono costretti ad altri giri per andare o arrivare dalla tangenziale. Strada però stretta e tortuosa per i mezzi pesanti e decisamente impraticabile se due tir si incrociano, e per questo interdetta con tanto e soprattutto tanti cartelli, perché non si dica che il divieto non si vede. Ma ciò nonostante, anche oggi, peraltro giornata di ferie e relativa bonaccia di traffico, un paio di bisonti della strada sono passati davanti alla nostra telecamera, segno evidente di come a cartelli e divieti certi camionisti siano del tutto indifferenti. Decisamente invece più sensibili i residenti, che dopo vari tentativi con le istituzioni hanno deciso di chiamare Antenna 3. Lei comunque questa cosa l'ha già segnalata più volte? Sì, l'ho segnalata al comune, ho chiamato la polizia municipale, però mi hanno dato, diciamo, delle risposte banali. Il problema non si è risolto, diciamo. Non so se col traglio est si risolverà il problema, ma non credo. Forse si sposterà, ma qui non dovrebbero passare, ecco. Pericolosa è soprattutto la manovra delle motrici con rimorchio per imboccare la strada della vecchia Iesolana, ma non si scherza nemmeno allo stop della rotatoria. Per questo, sottolineano i residenti, prima che capiti l'incidente grave sarebbe opportuno che qualcuno intervenisse, anche solo per installare 2 telecamere, che sono di multe e si ripagherebbero in pochi mesi, prima di diventare un deterrente certo per i furbetti del trasporto pesante. Lo dico all'Antenna, lo spazio dedicato a voi. Allora, come ha fatto il signor Mion, potete segnalare disservizi e problematiche, come sempre redazione @antenna3.it per lasciare un messaggio, per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Restiamo in città, incentivi a chi usa la bicicletta per compiere il tragitto casa-lavoro, lo suggerisce il consigliere comunale di Treviso, appunto Domenico Lo Sapio, che ha depositato una mozione per discutere il tema in Consiglio. Rimborsare chi raggiunge il posto di lavoro usando la bicicletta, lasciando quindi l'auto o la moto in garage, come già accade in Francia e in Belgio. Va nella direzione di ridurre l'inquinamento e decongestionare il traffico la proposta del consigliere comunale del gruppo misto Domenico Lo Sapio, formulata in una delle mozioni depositate in questi giorni. A incentivi riconosciuti a chi utilizza la bicicletta per fare il tragitto casa-lavoro, sostanzialmente, ovviamente con un regolamento ben preciso. Si tratta di un modello già adottato in altre città e che si avvale sostanzialmente di sensori applicabili alle biciclette, quindi permettono di riconoscere esattamente quale viaggio è stato fatto. Rispetto dell'ambiente è obiettivo anche di un secondo suggerimento che coinvolgerebbe i più piccoli. La richiesta di donazione da parte del comune almeno ai bambini dell'asilo e delle elementari di borracce in metallo. Questo si inserisce nella iniziativa Plastic Free, insomma, che è stata adottata anche dal comune, che va nella direzione quindi non solo del riciclo dei rifiuti, ma proprio della non produzione di rifiuti. La terza mozione depositata in questi giorni riguarda infine l'utilizzo di nuove tecnologie in materia di telefonia, così da far risparmiare al comune rispetto alle attuali tariffe a consumo.
L'auspicio ovviamente è che vengano calendarizzate al più presto, che vengano approvate, perché credo comunque che siano 3 questioni che non hanno colore politico, si tratta semplicemente di iniziative che vanno nel senso dell'educazione. Parliamo adesso dei lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche, ma anche dei manufatti in legno di realizzazione di pavimentazioni antitrauma nei parchi cittadini. Sono gli interventi voluti dall'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. In queste foto abbiamo visto il prima e il dopo, stiamo vedendo il prima e il dopo degli interventi, soprattutto in Villa Margherita, ma anche nel giardino dietro a Villa Letizia e in altre zone, come ad esempio Strada Sant'Angelo e via Aleardi, oltre che all'asilo nido di San Paolo, ma anche la scuola dell'infanzia Rodari di via Dalmazia, via Le Felicent, via Brigata Cadore e via del Galletto, per un investimento totale di 55.000 euro, con appunto soprattutto anche le giostrine per i bambini. Abbiamo visto il prima e il dopo nella zona di Villa Margherita. Adesso pochi istanti di pubblicità. Treviso. Rieccoci allora in diretta alle telegiornali di Treviso, ci chiediamo un po' come sarà il tempo in questo fine settimana. L'estate se ne sta andando, chi meglio del generale Giancarlo Iannicelli ce lo può dire, sentiamolo. Ci aspetta un fine settimana dal punto di vista meteorologico tipico di fine agosto, cioè di fine estate, e spieghiamo subito il perché. Abbiamo ancora un'area di alte pressioni, quindi che costituisce un blocco al grosso dei sistemi perturbati, però l'alta pressione è livellata, quindi si lascia a tratti vincere da infiltrazioni di aria un po' più umida, un po' più instabile, e questo dà una nuvolosità irregolare, delle velature del cielo, ma nulla di più. Quindi prevediamo un po' su Treviso, su tutto il Trevigiano, più in dettaglio. Per domani mattina ancora una nuvolosità residua anche intensa, quindi potremo avere qualche piccolo fenomeno, ma nulla di significativo. Nel corso poi delle ore della mattinata dei rasserenamenti, e cielo in prevalenza poco nuvoloso, sereno per domenica, anche se dobbiamo mettere in bilancio sempre questa piccola velatura del cielo. Per quanto riguarda le temperature, questi valori massimi intorno ai 30 gradi, valori minimi un po' più alti della media, intorno ai 22, 23, anche 24 gradi. E adesso le notizie dal Bellunese. E partiamo con 2 notizie di cronaca. La prima che riguarda un 64enne che ha riportato gravi ferite da ustioni su gran parte del corpo a seguito di un incidente domestico accaduto alle 15:30 di oggi in località Nuova Erto a Ponte nelle Alpi. L'uomo si stava prestando a rilanciare la sua bicicletta, ha maldestramente messo sul fornello a gas il barattolo di colore che la fonte di calore ha fatto esplodere. Un infortunato è in prognosi riservata all'ospedale di Belluno. L'esplosione non ha causato danni alla sua abitazione. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Belluno e i carabinieri di Ponte nelle Alpi, però l'uomo, appunto dicevamo, è in gravi condizioni. E poi l'avvistamento di 2 lupi ripresi, avvistati nella zona di Malgacciapela, Capanna Bille, in comune di Rocca Pietore. Vediamoli, eccoli qua. A trovarsi viso a viso con i 2 esemplari un dipendente degli impianti di risalita. Il primo vagava da Capanna Bille verso il Passo Fedai e il secondo verso il ghiaione che porta alla stazione della Funivia. L'uomo ha cercato anche di richiamare l'attenzione di quest'ultimo, ma come vi facciamo vedere anche sentire con scarsi risultati. Eccolo, stiamo vedendo mentre cercava anche di richiamare la loro attenzione. Nel frattempo il numero delle predazioni in Val Belluna continua senza sosta. Segnalazioni sono arrivate nelle ultime ore da San Gregorio nelle Alpi e da Morgan di Trichiana, dove a 50 metri da un'area giochi, quindi in una zona altamente delicata, 2 lupi hanno sbranato 3 asini. Questo per quanto riguarda i lupi in montagna. E adesso il piano opere pubbliche di Feltre, che il post Vaia ha evidentemente stravolto. Solo nei primi 6 mesi del 2019 sono stati eseguiti lavori per oltre 1 milione di euro per il ripristino dei danni del post Vaia. A settembre intanto maxi esercitazione di protezione civile che riguarderà tutti i comuni dell'Unione Montana Feltrina.
Se qualcuno si stesse domandando che fine hanno fatto i progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Feltre, a titolo esemplificativo i lavori al Teatro della Sena o quelli allo Stadio Comunale Zunitauro, deve sapere che non sono stati dimenticati, ma prepotentemente superati dagli interventi di ripristino dei danni causati da Vaia, che nel solo Comune di Feltre si stimano avere superato i 20 milioni di euro. Con la struttura comunale abbiamo dovuto rivedere tutte le priorità, ovviamente tante altre interventi non possiamo derogarli nel tempo perché sono legati ai finanziamenti eccetera, quindi noi adesso abbiamo in pancia come struttura di lavori pubblici oltre 20 milioni di euro di lavori da portare avanti nel breve periodo. Entro il 2019 il piano delle opere pubbliche prevede l'esecuzione di lavori per quasi 9 milioni di euro, una parte molto importante di questi saranno ancora legati al post Vaia. Una buona mano sarà data dagli interventi che verranno eseguiti nelle prime 2 settimane di settembre in occasione della grande prova di soccorso coordinata dalla Protezione Civile regionale, 63 i cantieri già ipotizzati in tutti i comuni dell'Unione Montana Feltrina. Noi come Feltre abbiamo inteso mettere a disposizione la nostra caserma Zarentelli, sarà anche l'occasione per fare anche lì degli interventi post Vaia, quindi sto parlando ovviamente della parte nord, quindi dove c'è l'ex mensa per capire, ma sarà l'occasione per continuare il lavoro. Infatti a noi adesso ci sembra che è tutto a posto, invece ci sono ancora cantieri da fare e ci vorrà molto tempo e tante risorse per sistemare il tutto. Lo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche di Feltre è in fase avanzata, per molti interventi l'iter è in fase di appalto. Abbiamo una grossa importanza e anche risorse importanti dedicati alla valorizzazione e al rilancio del centro storico, alle progettualità legate alla cultura. Abbiamo però importanti progettualità legate alle manutenzioni della viabilità, all'attuazione della mobilità e abbiamo grosse progettualità sulla mitigazione del dissesto idrogeologico con progettualità importanti che stanno andando avanti, soprattutto legate al mondo delle frazioni. Adesso a Cortina, dove ieri sera c'è stata la cerimonia ufficiale di presentazione della campionessa olimpionica Sofia Goggia come nuova ambasciatrice dei mondiali di sci 2021. Entra in squadra da oggi con noi Sofia Goggia. Intanto un applauso per Sofia. Bagno di folla per la campionessa olimpionica Sofia Goggia, insignita del ruolo di ambasciatrice dei mondiali di sci Cortina 2021, una grande festa tutta per la straordinaria atleta azzurra, per 3 volte sul podio al termine di altrettante gare sulla pista Olimpia delle Tofane, la più blasonata del circo bianco femminile. Amatissima da Cortina, l'atleta bergamasca ha stretto mani e firmato autografi. Mi fa piacere, vuol dire che nel mio piccolo sono testimone dello sport che faccio, dei valori che trasmetto e quindi se mi riescono ad apprezzare per la mia autenticità riesco a compiere una mia piccola missione personale. Ecco. Sul palco della conchiglia di Corso Italia Sofia è stata accolta dai vertici della Fondazione Cortina 2021. Tra i vari valori che noi abbiamo sempre voluto mettere al primo posto quando abbiamo abbracciato questo progetto dei mondiali c'è stato quello di pensare alle generazioni che devono venire dopo di noi, in termini di comunità locale, in termini di interesse verso questa località. E Sofia è veramente il veicolo perfetto. Il rapporto con Sofia Goggia è un rapporto già quasi di lunga data, lei ama le nostre piste, ama Cortina, siamo stati in qualche modo compagni di avventura per questa candidatura che si è trasformata in assegnazione olimpica Milano-Cortina 2026, quindi poter presentare Cortina con il volto di Sofia Goggia per noi è assolutamente importante, è assolutamente una grande opportunità. Direi che è un altro passo importante per Cortina e per i mondiali che stiamo preparando, è segno dell'attenzione e del dinamismo di Cortina, che è un buon viatico per la preparazione non solo dei mondiali ma anche delle finali che ci saranno a marzo del 20. Sofia Goggia affianca l'idolo locale Cristian Ghedina, insieme veicoleranno il patrimonio sportivo e culturale di Cortina in tutto il circo bianco e oltre. In bocca al lupo, sono contento insomma, che è nella nostra squadra e forza Cortina e viva i mondiali e viva anche le Olimpiadi. Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla cultura del Veneto, l'ospite di 20:10 fra pochissimo, puntata condotta dal nostro direttore Luigi Baccialli appunto alle 20:10. E adesso vi lascio le previsioni del tempo delle prossime ore, grazie per averci seguito, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Benvenuti al meteo. Tempo ancora instabile anche nella giornata di sabato 24 agosto, ma diamo uno sguardo più approfondito alla previsione.
Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni sui monti che localmente potranno sconfinare fin verso le pianure limitrofe, alternandosi comunque a pause più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Il tempo risulterà più stabile sulle aree costiere. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime invece tra 29 e 31 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno al mattino, con tanto sole ovunque. Dal pomeriggio avremo temporali sparsi sulle Alpi e non si esclude che possano arrivare a bagnare anche le pianure. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 30 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, poi più nubi anche con qualche precipitazione a carattere sparso, come vediamo. Temperature minime sui 18 gradi, massime invece tra 29 e 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.